Buongiorno all'avvocato Angelo Pisani. Ciao avvocato, come stai? Salve, buongiorno a tutti, buongiorno. Avvocato, penso che tu abbia letto della vicenda. Un tifoso di 16 anni è stato daspato per non aver restituito il pallone che era finito nel settore dove stava guardando la partita di Coppa Italia. Ora c'è un regolamento d'uso e va bene, ma il prossimo passo allora per chi scavalca è la fucilazione a questo punto. No, veramente, guarda, siamo in Italia, posso dirti solo questo. Anziché punire, sanzionare quelli che effettivamente sono delle azioni di disturbo, di violenza, di illegalità, si va a punire un ragazzo, tra l'altro sedicenne, e immaginate con quanta gioia, né ovviamente c'è premeditazione o dolo o quant'altro, perché lui mai pensava che un pallone potesse realmente, diciamo, colpirlo o avvicinarsi alla sua postazione. Quindi con quanta gioia questo ragazzo ha visto questo pallone, che è probabilmente anche il sogno di qualsiasi tifoso, toccare una maglia, un pallone, un calzino, una scarpa di un giocatore, e poi vedersi, ecco, sanzionato, punito quasi come se avesse compiuto l'ultimo dei reati. Secondo me non è giusto, anche se formalmente la legge prevede educatamente che si restituisca ovviamente tutto quello che si trova per terra, ma parliamo di un pallone dove ovviamente diciamo, in gioco ce ne sono 100, 10, 20, 30 di quei palloni, quindi è veramente, ecco, una fortuna che quel pallone vada da uno spettatore, da un tifoso, e certamente non può essere considerato un'azione illegale la mancata restituzione, anche perché fino ad oggi non lo è mai stato. Immaginate quanti palloni sono stati recuperati dai ragazzi, dai tifosi, e non è mai successo niente. Oggi si vuole anche colpire questo che sicuramente non è, a mio avviso, un atto di illegalità. Assolutamente sì, avvocato, sono d'accordo con te. Io più che altro, lo dicevo anche prima, ok, c'è un regolamento d'uso, tutto quello che volete, però io credo che ci sia bisogno anche di un po' di buonsenso, cioè macchiare un ragazzo di 16 anni, la cui unica colpa è essere tifoso del Napoli, e voler toccare un pallone toccato dai calciatori del Napoli, credo che francamente sia anche abbastanza disumano, ecco, da questo punto di vista. Io poco fa ho provato anche a lanciare un appello magari alla stessa società sportiva Calcio Napoli di intervenire in questa vicenda. Credi che possa essere un qualcosa di perseguibile? Allora, le regole sono regole ed è giusto, ecco, educare anche il pubblico, quindi certo. sicuramente, ecco, va detto che allo stadio bisogna comportarsi bene, ma ecco, la restrizione del pallone è proprio la norma che è sbagliata in sé per sé, perché quello è quasi come fare 6 all'Enalotto, cioè immagino un pallone che ti capita dalle mani, e veramente c'è una fortuna incredibile, quindi secondo me, ecco, la norma è sbagliata e va cancellata. La norma esiste, allora chi trova un pallone ha diritto a ricevere un premio dalla società sportiva, mettiamola così, cioè inventiamo un premio per chi viene colpito Più che dal altro, pallone. avvocato, La vedrei in questo modo. Però mi... ti dico che a questo ragazzo io vorrei regalare io un cimelio di Maradona originale, proprio per scusarci, noi grandi, noi adulti, di quelle che sono a volte delle punizioni formali, delle regole che veramente fanno ridere più che risolvere le problematiche vere che esistono negli stadi, fuori gli stadi e nel mondo del calcio, del business. Quindi a questo lato mi farebbe piacere, oltre che difenderlo anche gratuitamente, perché come dite voi è impensabile, ingiustificabile che possa sporcarsi, ecco, un po' l'immagine, il buon nome di un ragazzo per aver raccolto un pallone. Altra cosa è invece che questo pallone fosse stato preso con violenza, con furbizia, con altre attività illecite, ma se il pallone è capitato in braccio, tra le braccia del ragazzo, e questo, ecco, l'ha custodito quasi come trofeo, secondo me la punizione è veramente esagerata. No, anche perché, avvocato, io mi rifaccio per esempio anche agli sport americani, per esempio il baseball, quando c'è un fuoricampo e la pallina arriva sugli spalti, la pallina viene presa dallo spettatore ed è, anzi, gli si fa l'applauso, ed è di fatto un trofeo, cioè si fa l'applauso. se la Bravo, conserva, riuscito... no? Non è che la rilancia in campo. Ma perché in Italia ci dobbiamo far ridere dietro
andando, spanto addirittura. cioè ma poi sulle stupidaggini, ma si controllassero le cose reali, cioè ci applichiamo sulle stupidaggini. È una stupidaggine, questa norma è sbagliatissima, è diseducativa questa norma, esatto. È sbagliatissima anche il divieto di far entrare i bambini con delle bandiere del Napoli che non possono offendere perché sono di plastica, quindi non possono offendere nessuno. Cioè sono sbagliate tante regole che veramente servono solo per la forma, per riempire la carta, ma che di fatto non risolvono le problematiche vere, che quelle poi non si vogliono risolvere a questo punto, questo devo pensare. Ma se ti chiedessi quali sono gli strumenti, apprezzabile ovviamente la tua iniziativa di andare ad omaggiare il tifoso con un cimelio di Maradona, però ci sono anche delle iniziative a questo punto dal punto di vista legale che magari possiamo mettere a disposizione del tifoso per, come dire, cambiare questo provvedimento. Cosa ci permette la legge, avvocato? No, ma sicuramente va letta un attimo la relazione che sarà fatta, il verbale, sicuramente ci sarà un verbale, una relazione, vanno viste le immagini, va sentito il ragazzo e sicuramente ecco, va difeso e va annullato questo provvedimento, anche diciamo, considerando che ci deve essere un appello della società civile, dei tifosi veri, affinché il mondo del calcio, chi decide le regole, possa modificare questa e proprio al contrario, come dite voi, cioè questa del pallone deve diventare quasi ecco, una sorta di gioco a premi, di Enalotto. Chi riceve il pallone deve essere premiato perché è quello spettatore fortunato baciato dal pallone, quindi deve diventare quasi un gioco a premi e non una punizione, perché non è certamente questo il problema del calcio. E vi assicuro che noi che siamo un po' più adulti negli anni ne abbiamo visti di palloni in tribuna o nelle curve che sono diventati cimeli ed era quasi ecco, una soddisfazione e una gioia incredibile. Perché toglierla oggi ai ragazzi? Angelo, ci faremo portatori di questo tuo appello. Io mi sto leggendo tra l'altro anche il regolamento d'uso della Società Sportiva Calcio Napoli per quanto riguarda il male. L'unica nota qual è? La C, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo. Un pallone è considerato una struttura o una infrastruttura dell'impianto sportivo? Assolutamente no. Quindi io tra l'altro nel regolamento d'uso non vedo neanche citazioni dirette a una fattispecie del genere, quindi credo che sia un provvedimento totalmente campato per aria. Perciò vi ho detto, va letta la relazione, vanno riviste le immagini, le modalità di acchiappo del pallone e poi va considerata tutta la questione. Vediamo chi è il ragazzo, vediamo che cosa c'ha da dire a sua discolpa, cioè non facciamo un processo ecco, alle intenzioni o solo per il buono per l'opinione pubblica, andiamo a considerare veramente tanti fattori e troviamo la modalità per risolvere queste problematiche che non sono i problemi dello sport questi. Avvocato, ti ringrazio molto per essere intervenuto oggi qui a Calcio Napoli 24 Live e chiaramente insomma aspettiamo positive novità su questo. Se il ragazzo decide di, ecco, ci ascolta e vuole essere difeso, c'è una schiera di giuristi e di avvocati che sono a sua disposizione, perché ho sentito tanti colleghi sul punto e ci sarebbe un bel collegio difensivo pronto a sostenere la bontà dell'azione di questo ragazzo. Grazie mille Angelo, un abbraccio e buon lavoro. Grazie all'avvocato Angelo Pisani.